Inizio da incubo per le vaccinazioni in Calabria, la quota è ferma al 3,5%, buoni segnali solo dal GOM di Reggio Calabria, da domani anche l'ASP di Cosenza comincerà a vaccinare. Il presidente facente funzioni della Calabria esclude il ritorno in classe il 7 gennaio, abbiamo notizie che il dato epidemico in Calabria peggiorerà. L'ex governatore della Calabria, Mario Oliverio, è stato assolto al termine del processo con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta Lande Desolate, perché il fatto non sussiste, assolti anche Nicola Damo ed Enza Bruno Bossio. Nuova protesta dei lavoratori del Sant'Anna di Catanzaro, chiedono una soluzione per scongiurarne la chiusura. Inizio d'anno amaro per Cosenza e Regina, sconfitte nelle sfide prima della sosta da Empoli ed Ascoli. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo delle vaccinazioni perché è un inizio da incubo in Calabria, la quota è ferma al 3,5%, siamo l'ultima regione d'Italia, buoni però i segnali che arrivano soltanto dal grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Calabria a rilento per la somministrazione di vaccini ad operatori e medici, ma c'è un'eccellenza del GOM di Reggio Calabria, dove da oggi si dà il via alla campagna vaccinale vera e propria dopo quella inaugurale di domenica scorsa. Le dosi del farmaco verranno inoculate fino a coprire tutta la popolazione ospedaliera che avrà espresso il proprio consenso, al momento 1300 circa. Oggi tutta la squadra del GOM fino a questo momento ha vaccinato 360 persone. Continueremo così fino a sera perché in vista di una possibile terza ondata noi stiamo cercando di proteggere quante più persone possibili fra i nostri operatori, atteso che qui siamo l'unico punto Covid della provincia, per cui è un dovere morale quello di dare aiuto a tutti coloro i quali assistono i pazienti Covid. Adesso ci sono qui tutte le persone che si occupano delle vaccinazioni, li vedete con le pettorine indicate che il GOM ha predisposto e vi faranno vedere la linea secondo cui il nostro modello organizzativo ci ha permesso di camminare molto velocemente. C'è il direttore medico. Sì, buongiorno a tutti. Oggi volevo dire che per noi è stata una giornata molto importante sia per i medici che per gli infermieri, per gli OSS e per i nostri ammalati, in quanto abbiamo incominciato a vaccinare il personale. Fino ad ora siamo sui 360 sanitari vaccinati, ma entro sera più 60 che abbiamo vaccinato il giorno 27 nella giornata del vaccino nazionale. Contiamo entro sera di vaccinare almeno 600-700 sanitari e stiamo andando come previsto per quanto riguarda la nostra direzione strategica. Si punta a realizzare la cosiddetta immunità di gregge, partendo da quegli operatori che afferiscono all'area Covid. Abbiamo avuto pochissime resistenze e il 90% e passa dei sanitari, degli operatori sanitari hanno dato la loro adesione alla vaccinazione, di questo ne siamo veramente contenti perché così diamo aiuto sia a loro che agli ammalati che vengono curati all'interno del nostro ospedale. Noi contiamo entro domani sera di finire il percorso che abbiamo iniziato e di vaccinare tutto il personale dell'azienda ospedaliera del GOM, intorno alle 1700-1800 vaccinazioni. Ma sentite le parole del Covid Manager sulle difficoltà incontrate. Le difficoltà molto relative, perché il personale ha fatto dei corsi formativi sulla preparazione dei vaccini una volta scongelati e sulla somministrazione fatta praticamente da operatori che sono esperti. E dicevamo una settimana cruciale questa per la somministrazione dei vaccini in Calabria, operazioni già avviate come abbiamo visto all'Annunziata di Cosenza e al GOM di Reggio Calabria. Accelerare sul vaccino. La settimana che si apre dovrebbe incrementare il numero delle somministrazioni in Calabria. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere quel 2.2, e cioè le 279 dosi inoculate sulle 12.000 arrivate nella nostra regione. Antonio Belcastro, responsabile della gestione emergenza Covid in Calabria, proprio al nostro TG ha precisato che i dati del Ministero della Salute erano riferiti solo al V-Day, ossia al 27 dicembre
settembre scorso. Nei fatti a Cosenza sabato si è proceduto con la vaccinazione di 60 operatori sanitari, medici e infermieri dell'Annunziata. Nell'ambulatorio trasfusionale precisiamo che la postazione ha occupato la parte clinica e non quella delle donazioni. Oggi si continuerà secondo il calendario stabilito dall'azienda ospedaliera. Risposta decisa anche da parte del personale del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. 1300 gli assensi acquisiti, in quanto va ricordato che il vaccino è su base volontaria. Alla Calabria sono arrivati agli albori del nuovo anno 15.000 fiale della Pfizer, destinate in questa prima fase agli operatori sanitari, al personale e agli ospiti delle residenze per anziani. Altre dosi di vaccino arriveranno ogni lunedì, dunque le date previste sono l'11, il 18 e il 25 gennaio. E da domani partono le vaccinazioni anche degli operatori sanitari dell'azienda sanitaria di Cosenza, e quanto deciso oggi nel corso di un incontro nella sede di Via Alimena. Alla riunione hanno preso parte Antonella Scalzo, responsabile della medicina legale, Mario Marino, coordinatore della task force, e anche Sisto Milito, dirigente delle USCA. Riunione operativa questa mattina nei locali dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza per l'avvio della campagna di vaccinazione. Circa 1000 le dosi destinate agli operatori sanitari dell'ASP Abruzia. A nessuno di loro al momento è stato somministrato il vaccino, stilato il piano. Domani cominciano le attività presso i presidi ospedalieri di primo riferimento, quindi gli ospedali hub, quindi Cetraro, Castrovillari, Rossano, ma è già in programma a partire da domani, ma sicuramente a completarsi nella settimana, il coinvolgimento degli altri operatori che operano nei distretti, nei presidi di montagna, eccetera. C'è una partecipazione, almeno una richiesta da parte degli operatori sanitari dei nostri presidi importante. Magari da qui a 10 giorni, fatto il primo giro di vaccinazione, saremo precisi nel comunicarvi anche i numeri esatti. Di sicuro siamo nella ottemperanza di quanto è previsto dal decreto ministeriale, cioè in prima battuta gli operatori sanitari, quindi medici, infermieri, OSS, eccetera, e poi verranno le strutture accreditate e gli ospiti presso le strutture sociali della Calabria, della provincia di Cosenza. Abbiamo già nei mesi passati avuto un'esperienza nell'aver compiuto all'interno di queste strutture i tamponi molecolari per gli operatori sanitari, giusto decreto, e quindi siamo già avvantaggiati. È ovvio che quello che non si vede ma che c'è è tutta una fase di programmazione in termini di registrazione delle adesioni, della programmazione delle sedute, quindi numericamente parlando, e quindi l'importante è l'avvio. L'avvio ci sarà nella giornata di domani, e tenuto conto anche del periodo di festa eccetera. In ogni caso arriveremo alla fine di questa settimana con buona parte di quello che è il programma degli operatori dei presidi principali che hanno già fatto la vaccinazione, la prima dose della vaccinazione. E anche a Crotone è iniziata oggi la campagna di vaccinazione, la prima una dottoressa responsabile delle USCA. 18 vaccini anti-Covid sono stati somministrati oggi a Crotone. La prima a sottoporsi alla inoculazione è stata la dottoressa Bernardi, responsabile dell'USCA di Crotone. Eccola mentre viene ripresa dalle telecamere. Anche a Crotone si è iniziato con le vaccinazioni anti-Covid. È un momento importante per tutti. Questa vaccinazione io mi auguro che finalmente ci tiri fuori da questa pandemia terribile che ha cambiato le nostre abitudini e messo in discussione tutto quello che normalmente si faceva nei giorni correnti. Molto emozionata perché il direttore generale ha fatto una scelta precisa, l'ha fatta pensando alle donne che sono state in prima linea contro il Covid, e quindi io sono molto felice anche per il riconoscimento di essere stata in prima linea insieme all'USCA. Una campagna che in poco tempo punta a coprire tutta la popolazione ospedaliera che ha espresso il proprio consenso. Abbiamo iniziato con tutti i soggetti che sono esposti direttamente al Covid, quindi sono sanitari che hanno avuto o responsabilità all'interno del reparto Covid o nelle USCA. La sfida vera di tutta questa operazione è riuscire a vaccinare il maggior numero possibile di persone nel minor tempo possibile, quindi noi abbiamo già in animo di attivare altri punti vaccinali. Sicuramente un altro sulla città di Crotone, stiamo verificando se sempre in ospedale oppure presso i nostri poliambulatori di località Farina. Poi avremo almeno un paio di unità di equip mobili che si occuperanno delle vaccinazioni nelle strutture private accreditate.
Nella Locride vediamo qual è la situazione dei vaccini nel servizio del nostro corrispondente. La somministrazione dei vaccini anche nel Reggino è argomento dibattuto e suscita preoccupazione. Il comitato Difendiamo l'ospedale di Locri ha diramato una nota nella quale palesa serie paure, insomma un'entrata a gamba tesa resa necessaria dalla situazione emergenziale. C'è carenza di personale, scrivono i componenti del comitato, e di strumenti, e non si è ancora a conoscenza di un piano vaccinale. Anche il vaccino, sottolineano, riesce a coglierci impreparati, una realtà che non si esita a ritenere inaccettabile. I contagi salgono, scrive il comitato, e le inadempienze rimangono tali. Insomma, una situazione che non può permanere, anche perché i cittadini meritano risposte e hanno bisogno di essere tranquillizzati. Insomma, le popolazioni non meritano ritardi burocratici in una emergenza grave come quella caratterizzata dal Covid. Nuove iniziative nei prossimi giorni potrebbero essere intraprese dal comitato Difendiamo l'ospedale di Locri proprio in ragione delle questioni appena esposte, ovviamente nella massima civiltà ma con la assoluta determinazione. Vediamo invece adesso quali sono i numeri del bollettino regionale. Sono 221 i nuovi positivi in Calabria, mentre 3 sono le vittime. Di nuovo in aumento il numero dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 221 i nuovi positivi, mentre sono 1554 i tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 24.811, quelle negative 402.745. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 11 a Cosenza, 32 a Catanzaro, 22 a Crotone, 41 a Vibo Valentia, a Reggio Calabria 115. Diminuiscono i ricoveri ospedalieri, sia alla luce dei decessi che del numero di guariti. Sono 248 in reparto, mentre 19 in terapia intensiva, 3 in totale i decessi di oggi, che si registrano 2 nel Cosentino e 1 nel Reggino. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia, dove preoccupa e non poco la situazione dei contagi, ma anche qui si partirà a breve con le vaccinazioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Maria Limardo per capire qual è la situazione. Questa mattina intanto è stata presieduto dal primo cittadino una riunione per parlare anche del rientro a scuola in sicurezza. Vediamo. Ancora alto il numero di contagi nel Vibonese, dove preoccupa la situazione delle frazioni Pisco, Pio e Fabrizia. Il sindaco ai nostri microfoni dice: la situazione è allarmante. Non c'è dubbio che sia una lotta davvero impari se si tengono in considerazione se si tiene in considerazione soprattutto il numero dei contagi. Siamo arrivati purtroppo ad un numero di 330 contagiati nella frazione e ancora aspettiamo l'esito di qualche tampone, tenuto conto che la popolazione lì in quella frazione è di 1800 abitanti, 2000, non di più. Quindi sono numeri veramente che ci lasciano preoccupati. A ciò si aggiunga che ovviamente di fronte a numeri così imponenti il tracciamento salta, per cui è anche molto complicata l'azione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. Intanto oggi sulla riapertura in sicurezza delle scuole si è tenuta una riunione per discuterne con dirigenti scolastici, coinvolgendo anche i sindaci della provincia. Nella città di Vibo Valentia si riversa un congruo numero, immagini che arrivano ogni mattina circa 5.000 persone dall'Interland, solo di popolazione studentesca, e quindi abbiamo fatto questa riunione per renderci conto un po' della situazione in generale, quale fosse un po' il termometro e le sensazioni tra virgolette di ciascuno di noi. Devo dire che nessuno ha espresso pensieri tranquilli e tutti, pur nella consapevolezza dell'assoluto ruolo della scuola in presenza, quindi della necessità di socialità dei nostri bambini e del valore comunque di una scuola in presenza, io devo dire che nessuno, e sottolineo la parola nessuno, si è sentito di dire riapriamo le scuole. Purtroppo la situazione è questa.
Del resto ci sono numeri importanti non soltanto nella città di Vibo Valentia, probabilmente anche in molti altri comuni. C'è Fabrizia che è stato dichiarato zona rossa insieme con Piscopio, ed in genere qualche focolaio sparso qua e là c'è, ma nella città e nella provincia di Vibo, come immagino un po' dovunque, ormai purtroppo è così. Del resto abbiamo ascoltato tutte le parole del dirigente Belcastro stamattina, che certamente non è stato rassicurante nei riguardi in generale della regione, quindi credo che stiamo soffrendo veramente tutti. Certo, questa impennata su Piscopio non ce la saremmo aspettata, però tant'è. Ed è conto alla rovescia invece per la riapertura delle scuole anche in Calabria. Giovedì prossimo è previsto anche nella nostra regione il ritorno nelle aule degli studenti al 50%. Non mancano però le polemiche. Questa mattina è stato il presidente facente funzioni della regione Calabria, Nino Spirlì, a chiedere un rientro in sicurezza. Il ritorno sui banchi di scuola giovedì prossimo, seppure al 50% e con il via libera dei prefetti, agita genitori, alunni, insegnanti e le stesse istituzioni. Perplessità espressa dal presidente facente funzione della regione Calabria, Nino Spirlì, che in una diretta Facebook dalla sua auto proprio questa mattina chiede riaperture in sicurezza. I nostri ragazzi, quando escono di casa per andare a scuola, sono come direbbe un amico mio, in braccio a Maria. Perché? Non diciamo frescacce quando diciamo che i ragazzi a scuola sono sicuri. Saranno sicuri perché sono distanziati, però ripeto, ricambio dell'aria, o si devono aprire le finestre, e quando apri le finestre nel mese di gennaio, di febbraio, che cosa gli cambia l'aria o gli cambia proprio la vita, nel senso che si prendono una bronchite come minimo. Il ricambio dell'aria deve essere garantito da appositi impianti, così come deve essere garantita la sanificazione delle scuole. Detto questo, ieri sera tutti i governatori siamo stati convocati d'urgenza da parte del governo. Noi al momento abbiamo ricevuto un parere indirettamente, perché l'ha ricevuto il governo e ce l'ha passato. Abbiamo ricevuto un parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale che ci dice che in Calabria la situazione pandemica si sta spingendo verso un peggioramento, ma se questo ci spinge a rinviare la data delle elezioni per evitare gli assembramenti, a maggior ragione dovremo essere messi nella condizione di poter decidere se le scuole siano in grado o meno di garantire la assoluta tutela della salute dei nostri ragazzi. Sono il primo a dire che i ragazzi devono studiare, devono crescere nella cultura, però devono crescere prima di crescere culturalmente, devono avere l'opportunità di poter crescere e quindi vivere, perché prima vivi e poi leggi il libro, perché il libro dentro la bara non serve a nessuno. E a proposito del rinvio dell'apertura delle scuole, le regioni riflettano bene sulla conseguenza per studenti e famiglie, quanto ha dichiarato la ministra Lucia Azzolina, commentando appunto l'annuncio di alcune regioni di voler posticipare il rientro in classe. Il governo ha mantenuto gli impegni, i tavoli guidati dai prefetti hanno prodotto piani operativi in tutte le province, lavorando sul potenziamento dei trasporti e sullo scaglionamento degli orari di scuole e di altre attività. Ognuno faccia la propria parte, così ha dichiarato la Azzolina. E ancora il presidente facente funzioni Nino Spirlì, che abbiamo visto poco fa nel servizio, ha firmato oggi il decreto di indizione delle prossime elezioni regionali fissate per domenica 11 aprile. Con il nuovo provvedimento dunque viene revocato il DPGR dello scorso 30 novembre, con il quale le consultazioni erano state
inizialmente indette per il 14 febbraio. Il nuovo decreto firmato da Spirlì, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro e sentito il Presidente del Consiglio regionale, scritto in una nota, dispone appunto il rinvio delle elezioni con appunto si rileva una significativa situazione critica epidemiologica in atto. Il decreto tiene conto anche della necessità di garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali in condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini. Adesso sarà notificato al Ministero dell'Interno e degli Affari regionali, al Presidente del Consiglio regionale, ai prefetti di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, anche ai sindaci dei comuni calabresi e ai presidenti delle commissioni elettorali. Adesso parliamo di cronaca, perché l'ex governatore della Calabria Mario Oliverio è stato assolto al termine del processo con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta denominata Lande Desolate, perché il fatto non sussiste. Sono stati assolti anche Nicola Damo ed Enza Bruno Bossio. Assolto perché il fatto non sussiste. L'ex presidente della regione Mario Oliverio, coinvolto nell'inchiesta Lande Desolate della DDA di Catanzaro e accusato di corruzione e abuso d'ufficio, è stato assolto con formula piena dal GUP del Tribunale di Catanzaro al termine del processo con rito abbreviato. La procura aveva chiesto per Oliverio una condanna a 4 anni e 8 mesi di carcere. L'ex presidente Oliverio, difeso dagli avvocati Enzo Belvedere e Armando Veneto, fu costretto all'obbligo di dimora nella sua San Giovanni in Fiore, misura poi annullata dalla Cassazione. Al centro dell'inchiesta le anomalie riscontrate nella realizzazione di 3 opere pubbliche, l'avio superficie di Scalea e l'ovovia di Lorica, queste 2 mai completate, e il restyling di Piazza Bilotti a Cosenza. Soddisfazione viene espressa dall'avvocato Enzo Belvedere, il quale ricorda che il suo assistito non fu ricandidato proprio per il coinvolgimento nell'inchiesta Lande Desolate. Il GUP del Tribunale di Catanzaro ha assolto anche Nicola Damo ed Enza Bruno Bossio, con i quali, secondo le accuse, Oliverio avrebbe raggiunto un accordo per rallentare i lavori di Piazza Bilotti. Soluzione anche per la dirigente regionale Paola Rizzo e per la dirigente Eugenia Montilla, rinviati a giudizio gli altri imputati che avevano scelto il rito ordinario. Le loro posizioni si discuteranno il prossimo 7 ottobre. C'è una nuova protesta dei lavoratori del Sant'Anna di Catanzaro che con un sit-in chiedono una soluzione per scongiurarne la chiusura. Nuovo presidio dei lavoratori del Sant'Anna Hospital di Catanzaro, struttura sanitaria che rischia di chiudere per mancanza dell'accreditamento da parte dell'ASP. Il sit-in organizzato dall'USB chiedono a gran voce che sia garantita la continuità del servizio. In tutta questa dinamica, quello che è intercorso è l'interruzione di un pubblico servizio che può determinare un pericolo per quanto riguarda la sanità pubblica. Abbiamo dei pazienti al quale non abbiamo smesso di prestare il nostro servizio, pur sapendo che dal giorno 24 tramite PEC la signora Latella ci ha messo, ci ha preavvisato la nostra disoccupazione. Una mobilitazione che andrà avanti fino a quando non ci saranno risposte sul futuro dell'importante realtà di cardiochirurgia. Ci auguriamo che almeno oggi vediamo un pochino, tanto noi da qua non ce ne andiamo. Ancora loro non hanno visto niente. Siamo tutte persone grandi, almeno la nostra categoria che siamo ausiliari e siamo in mezzo alla strada, perché gli infermieri magari qualche cosina la trovano, ma noi non troviamo niente. L'ausiliaria che cosa fa? Che cosa deve fare? Quindi io per questo dico, devono vedere, cercare quello che devono fare, ci devono aiutare. Una buona notizia adesso che arriva da Castrovillari, dove si chiama Alice, la prima bimba nata nel 2021. Si è fatto attendere il primo nato nella città del Pollino. Alle 10:20 di domenica 3 gennaio 2021 è nata Alice, una bimba di 2 kg 920 grammi e lunga 50 centimetri. È stato un parto naturale ieri, la prima bambina per la coppia, è stato molto emozionante, sia per me e soprattutto anche per loro. È venuta alla luce presso il reparto di ostetrice e ginecologia dell'ospedale di Castrovillari, diretto dal professor Pietro Gervasi. Quest'anno, nonostante il Covid, abbiamo sempre tenuto il nostro numero, che è di 500 parti, quindi nonostante tutte le difficoltà e tutti i disagi, noi abbiamo continuato a lavorare. Abbiamo anche perso dei parti proprio legati alla positività di alcune pazienti che venendo qui vengono tamponate
e quindi le positive le abbiamo dovute mandare in un reparto Covid, ha detto appunto che è a Cosenza. Felici come non mai i genitori originari di Acri, mamma Anna Gradilone e papà Domenico Curto, che nonostante le ristrettezze da Covid ha potuto assistere al parto. Anche perché in tempo di Covid praticamente gli è venuto a mancare tutto a queste coppie e quindi abbiamo lasciato che questo papà, ovviamente munito dei DP, entrasse con la mamma in sala parto. E anche dopo il parto li lasciamo per pochi minuti insieme, quindi condividono insieme questo momento. Alla neomamma è stato consegnato un diamante offerto da una nota gioielleria della città del Pollino. Il parto è avvenuto in modo spontaneo grazie all'equipe composta dal dottor Pietro Curto, dall'ostetrica Rossella Cilento, dall'infermiera ostetrica Teresa Pulice, dalla pediatra la dottoressa Patrizia Scarcella e dall'infermiera pediatrica Anna Oliverio. Nel nostro reparto da settembre 2020 è attivo l'ambulatorio della gravidanza a termine gestito dalle ostetriche e la paziente gravida può essere seguita nelle settimane successive, quindi fino alla 41esima settimana, che noi consideriamo la gravidanza oltre il termine, dalle ostetriche. Riusciamo a conoscerci ancora prima dell'evento parto. Le pazienti gravide conoscono tutte le ostetriche che lavorano all'interno di questa struttura ed è meraviglioso. Parliamo invece adesso di sport, di calcio, perché è stato un inizio d'anno amaro per le calabresi di Serie B. Cosenza e Reggina sconfitte proprio nelle sfide prima della sosta da Empoli e Ascoli. Vediamo. Anno nuovo, vita vecchia, il Cosenza ancora a digiuno di vittorie casalinghe viene sconfitto al Marulla dalla capolista Empoli e risucchiato nelle ultime posizioni della classifica. I lupi provano a cambiare qualcosa nel reparto offensivo viste le assenze, ma al pronti via sono gli ospiti a farsi vedere dalle parti di Falcone, con Olivieri che prova il destro a giro, il numero 1 rossoblu è attento e chiude lo specchio deviando in corner. Poi al 28esimo la traversa nega la gioia del gol a Sacco che stacca di testa sul corner battuto da Baluli e colpisce il montante. Ancora il francese pericoloso in contropiede poco dopo, tenta il tiro a giro, palla fuori di poco. Al 38esimo sul cross di Conè prova la battuta al volo Bois ma colpisce in maniera sporca e l'occasione sfuma. Prima dello scadere Matos prova a sbloccare il risultato con questa conclusione che Falcone respinge di piede e il preludio al gol che arriva a tempo quasi scaduto. Il direttore di gara concede un calcio di rigore per un intervento di Tiritiello su Matos che dal replay invece si vede chiaramente colpire il pallone, ma ormai la frittata è fatta e Olivieri trasforma il penalty portando in vantaggio l'Empoli. Nella ripresa la squadra di Dionisi si spinge in avanti alla ricerca del raddoppio, ma Super Falcone chiude lo specchio, poi qualche tiro impreciso e al 29esimo ancora il Cosenza sfortunatissimo, il tiro deviato di Vera incoccia sulla traversa. E ancora una giornata no per i lupi e lo si evince quando al 43esimo gli ospiti raddoppiano con Mancuso. A fine gara Occhiuzzi invoca la VAR anche in Serie B. Credo che oggi ci sono stati due errori arbitrali enormi sui due gol, secondo me, perché poi ovviamente io l'ho rivisto in campo, non potevo, e per me gli arbitri hanno bisogno del VAR perché sul rigore è palla netta, l'ho vista e rivista, sul secondo gol è fallo su Ba, l'ho vista e rivista, perché subito dopo sono stati chiamati falli uguali, identici. Mi dispiace, capisco che l'errore arbitrale è un errore umano, quindi assolutamente io non posso rimproverare nulla, però onestamente mi dà fastidio perdere una partita in questo modo. Amara sconfitta anche per la Reggina d'Ascoli in una gara dai due volti. Al Del Duca i calabresi passano in vantaggio nella prima frazione grazie alla rete di Liotti. Poi nella ripresa, dopo aver dominato per gran parte di gara, accade tutto nel finale. Prima il pareggio dei padroni di casa con Cangiano all'83esimo e Kragl sui titoli di coda beffa gli Amaranto che tornano a casa con un nulla di fatto. Baroni a fine gara dice: sono molto rammaricato ma non ho nulla da dire ai ragazzi. Parliamo invece adesso di cultura con il premio di poesia dedicato a Umile Francesco Peluso organizzato dall'Associazione Culturale Le Muse di Cosenza.
La città oggi, il tema della quinta edizione del premio intitolato ad umile Francesco Peluso, che fu sindaco del suo paese, Luzzi, consigliere provinciale e senatore della Repubblica. Umile Francesco Peluso ha amato la poesia e scritto egli stesso liriche nella forma neostilnovista. A Cosenza una serata all'insegna della cultura che si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid. La giuria del premio è stata presieduta dalla poetessa Paola Commissati Bellotti, dal professor Massimo Veltri, dal presidente onorario del premio Calabria Notre, professor Mario Iazzolino, e per la poesia vernacolare dal poeta Ciccio De Rose. Quest'anno il premio, intitolato alla memoria di umile Francesco Peluso, si è arricchito di un altro premio, quello della Galleria Le Muse, che si è affiancato a quello tradizionale di poesia in lingua e dialettale. Il primo premio è andato a Maria Antonia Iulianello, il secondo a Emma Piscitelli, il terzo ex aequo a Francesco Callea e Maria Virginia Basile. Il premio della Galleria Le Muse è stato invece riconosciuto a Mirella Filice e ad Elisabetta Napoli. Grazie all'impegno organizzativo e alla cura particolare della presidente dell'Associazione Culturale Le Muse, Miriam Peluso, il premio di poesia si è affermato nella regione e ha visto la partecipazione di poeti di tutte le regioni d'Italia. Adesso vediamo la borsa. Partenza positiva a Wall Street nella prima seduta del nuovo anno. L'azionario globale comincia il 2021 su valutazioni elevate. Tra le aspettative che le campagne di vaccinazioni e le misure di stimolo dei governi e delle banche centrali contribuiscono a sostenere la ripresa dell'economia e a spingere gli utili societari. Sul fronte della pandemia, i contagi a livello mondiale hanno superato quota 85 milioni, con gli Stati Uniti che hanno registrato un nuovo record di casi giornalieri, sfiorando la soglia di 300.000, mentre diversi paesi hanno introdotto nuove misure di restrizione delle attività e degli spostamenti per la continua escalation del virus. Così, dopo pochi minuti di scambi, il Nasdaq guadagna lo 0,4%, l'S&P 500 lo 0,2% e il Dow Jones lo 0,1%. Sul Forex il cambio euro-dollaro è risalito a quota 1,23 e il dollaro-yen è in calo a 103. Le quotazioni del greggio riducono i guadagni, con il Brent a più 0,2% a 51,9 dollari e il VTI a meno 0,3% a 48,4 dollari. Nel comparto obbligazionario il tasso sul decennale americano è stabile allo 0,94% e quello sul biennale allo 0,12%. Grazie, al prossimo aggiornamento. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Una vasta area depressionaria continua ad interessare l'intero continente europeo, esponendo la Calabria a correnti occidentali che nelle prossime ore convoglieranno aria umida ma anche un po' più fredda, visto che proveniente dai paesi scandinavi dopo un lungo tragitto. Domani al mattino nuvolosità su Cosentino con piogge residue e deboli nevicate oltre i 1100 metri su Alto Cosentino Tirrenico, altrove poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento di innocua nuvolosità medio-alta da sud, temperature stazionarie o in lieve rialzo le massime. Domani mari mossi, molto mosso nel pomeriggio il Tirreno Cosentino e il Basso Ionio a causa di venti che tenderanno a disporsi da sud o sud-ovest moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando come sempre al nostro sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.